come diceva appunto il direttore, prima di affrontare il restauro del monumento abbiamo affrontato un'indagine storico-conoscitiva per affrontare. Infatti nel progetto del 1735 di Giovanni Battista Vaccarini, incaricato dal Senato della costruzione del monumento e della cattedrale, finirà subito il monumento appena 2 anni dopo, per poi monumento. Realizza questo monumento includendo 2 fondamentali elementi già presenti nella storia catanese: l'elefante, la cui origine non è certa la statua di basalto, ma si hanno l'ipotesi più probabile è quella fatta dallo studioso Pace nel 1500, inizio 1500, che rifacendosi al geografo Idrisi di epoca araba lo connota come monumento, come elemento simbolico e magico della città, eretto a protezione dal vulcano. Il Vaccarini, studioso anche del Bernini romano, usa come riferimento iconografico proprio la statua che citava prima il direttore, l'obelisco della Minerva, che compositivamente è organizzato esattamente come il nostro monumento, con un elefante alla base e un obelisco egizio in sommità. Senza alcun dubbio. Sì, poi anche le caratteristiche ormai sono un po' diverse, poi noi avevamo del monumento e lo riconfermiamo. Il monumento ha un'evoluzione importante. Nasce col Vaccarini senza vasche, solo con le 4 fontane ai lati. Nel 1756 Giuseppe Palazzotto fa il primo importante intervento sul monumento, realizzando la vasca. In epoca tardo-barocca si tende a dare maggiore scenograficità alla fontana, realizzando la prima importante vasca. Successivamente, nel 1827, il famosissimo Sebastiano Hitler, recuperando lo spirito storico dell'epoca, costruisce una cancellata a protezione del monumento come a garantire una fascia di rispetto e pone ai lati 4 lampioni di ghisa, di cui oggi abbiamo solamente l'immagine formale dei nostri 4 lampioni, sono tutti gli stessi, per dare risalto nella piazza. Successivamente, siamo in epoca Liberty, 1905, viene realizzata un'altra vasca che copre i gradini, oggi non c'è più. Questa vasca, in epoca Liberty, quindi il periodo dell'evocazione della natura, della scenograficità, conferisce maggiore importanza al monumento. Nel futuro, cioè ad oggi, è stata già rimossa. Durante le guerre è stato molto attenzionato l'elefante. La sovrintendenza stessa fa numerose studi e interventi su come proteggerlo. Fortunatamente non ha avuto gravi danni e nel 1791 dall'architetto Paolo Polini viene effettuato il primo restauro moderno del monumento. Viene scomposto il monumento, viene costruito un cantiere sul sagrato della cattedrale dove ogni singolo pezzo viene restaurato. Ci riagganciamo ora al restauro, l'ultimo restauro conservativo dell'architetto Carmelo Di Stefano, che l'occasione è stato un atto vandalico che ha danneggiato il monumento, però viene interamente restaurato. Adesso passo la parola al mio collega, l'architetto Galvani. Questo è il primo intervento scientifico, tecnoscientifico di restauro. Viene fatto con il progetto redatto dalla Sovrintendenza di Catania, Belle Arti di Catania, a cura dell'architetto Carmelo Di Stefano. L'impresa realizzatrice sarà la ditta Cristallo Angelo, ditta estremamente esperta nel restauro dei monumenti, ha operato in tutta la Sicilia e anche fuori dalla Sicilia. È un primo intervento anche di consolidamento del monumento, perché c'erano alcune parti che vengono scomposte, i putti, le vasche, viene ristabilizzato anche l'attacco dell'obelisco
utilizzeremo nell'ultimo restauro. E dicevo io un restauro tecnico-scientifico perché vengono messe a punto tutte le caratteristiche di attenzione nei confronti del monumento, quindi le parti quelle di attacco di carbonato di calcio vengono rimosse, vengono stabilizzate alcune parti, viene stabilizzato l'attacco all'obelisco e vengono anche inserite alcune parti di riconfigurazione plastiche dell'ornamento dell'apparato decorativo che erano mancanti oppure distrutti negli anni precedenti. Adesso arriviamo nel 2023. La nostra sfida essenzialmente una, ne abbiamo discusso con il direttore Gini Finocchiaro, il monumento dal punto di vista del consolidamento è in ottimo stato, non presenta nessuna grossa criticità, perché quello del 98 fu un intervento importante con tecniche anche innovative, quindi che ne so, perri in acciaio inox, resine, le prime resine venivano messe sul mercato e gli effetti adesso li possiamo attenzionare e sono risultati, insomma sono ottimali, il risultato oggi attuale ce lo conferma. Noi cosa faremo? Come potete vedere dall'immagine dobbiamo attenzionare l'immagine dell'apparato visivo, cioè le macchie che sono presenti adesso su alcune parti di configurazione plastica del monumento, che sono la maggior parte derivano dall'effetto del carbonato di calcio e quindi che crea incrostazioni di varie tipologie, che sono fondamentalmente tre: dal dilavamento, dal stipicidio, dal rimbalzo dell'acqua, e poi le macchie che derivano dall'ossido di calcio, sono quelle che rendono quella pellicola superficiale arancione. Quindi questo si tratta di una pulizia formale che si fa semplicemente con la tecnica del tampone con dei sali, però prima faremmo noi di solito, prima di iniziare il lavoro, faremo un cantiere pilota, cioè facciamo la calibratura attenta per ogni singolo particolare dell'apparato decorativo, così da poi poter lavorare con grande speditezza. L'altro problema che dobbiamo risolvere, che è quello che dicevo prima, abbiamo parlato con il nostro direttore tantissimo, è quello di far funzionare meglio l'acqua. L'adduzione dell'acqua nella fontana, che non si conosce molto bene poi il percorso, se non per alcuni tratti, poi in alcune parti tutti i doccioni nei punti, nei vari mascheroni sono occlusi. Cercheremo di fare un'indagine conoscitiva. In parte noi già abbiamo ricostruito buona parte dell'adduzione, delle conduzioni eccetera dell'acqua, però attenzioneremo smontando piccole parti del monumento, ripristineremo le condotte che sono in parte deteriorate o occluse per poter permettere insomma, il funzionamento dell'acqua all'interno del monumento, che è poi quell'aspetto più importante che ce lo fa riconoscere come a livello iconografico. Questo perché poi è un sistema doppio, abbiamo scoperto di adduzione dell'acqua. Una parte sfrutta l'acqua della Menana attraverso condutture, quindi a sezione forzata, e un'altra parte invece è alimentato dall'acqua da un'acqua idrica, acqua potabile. C'è una conduttura che alimenta la vasca quella in basso ed è acqua potabile. Naturalmente non si può, insomma, non è per uso umano, insomma, perché poi è commissionato insieme ad altri elementi. Quindi vediamo di poterla attenzionare e di cercare di portarlo all'antico splendore. Poi i marmi verrà fatta un intervento di sigillatura e di stuccatura minima dove ci sono delle fessurazioni. Però ripeto, dal punto di vista del consolidamento il monumento si trova in ottimo stato. E questo è l'immagine finale. Vorremmo poi restituire, come aveva detto già il direttore, il successivo intervento sarà sulla piazza, quello che voi a terra vedete come ornamento, verrà rifatta la pavimentazione per permettere alla statua monumentale, al sistema della pavimentazione del plateau della piazza di rendere l'aspetto scenografico